Stasera il tempo ci ha tenuto sulle spine, però credo che abbia smesso, finalmente credo che abbia smesso. Vorrei qui con me accanto Cristina Stuto, vieni qua, facciamo un applauso a Cristina. Cercheremo di correre stasera, abbiamo già visto una primissima parte dello spettacolo di questa quarta edizione di Meravigliosamente Jacopo. Aspetta che ti do il microfono, facciamo tutto da noi stasera. Allora, questo è il tuo, mettiamoci qui, scendiamo un gradino. Allora, quarta edizione di Meravigliosamente Jacopo, con il tempo che è faticata stasera con questo tempo, però va bene così, credo che finalmente abbia smesso, anche perché le previsioni insomma portavano che a un certo punto avrebbe dovuto smettere e ha smesso. Allora, grazie Cristina, presidente dell'associazione Jacopo, e Riccardo Talentini, che è l'associazione che cura la direzione artistica di Meravigliosamente Jacopo, di questa quarta edizione come delle precedenti, direzione artistica di una manifestazione che è organizzata da Neapolis e da Sicilia Antica, di cui anche Cristina è presidente, peraltro fai tutto tu Cristina, fai tutto tu. E quindi insomma benvenuti in questo meraviglioso luogo che è la chiesa diciamo il sagrato della chiesa della Madonna della Catena, la chiesa di Santa Maria di Gesù, così era il suo nome originario, ma poi insomma chiesa della Madonna della Catena, perché lì in quell'altare che vedete lì, voi seduti lì, da lì c'era una bellissima statua in marmo della Madonna della Catena, appunto, che oggi si trova in Chiesa Madre, non è qui, non è stata perduta, è in Chiesa Madre, una bellissima statua in marmo della Madonna della Catena che fu scolpita a Venezia, probabilmente di scuola gaginesca, si dice, che fu portata qui grazie agli auspici del barone Sebastiano Sgalambro. Questo per fare soltanto un piccolissimo accenno alla storia del luogo in cui ci troviamo. Allora Cristina, quarta edizione, quest'anno nonostante il Covid, voi con la testa dura... Ci siamo, è quello che ci contraddistingue. Ecco, brava. La testardaggine. La testardaggine, insomma, siamo qui e l'avete voluta portare avanti questa iniziativa nonostante il Covid, nonostante tutte le problematiche che si sono anteposte, diciamo, a questa realizzazione della quarta edizione di Meravigliosamente Jacopo. Io, se mi permetti, vai. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare voi che siete qui presenti stasera e che nonostante tutto, fatevi un applauso. Con la pioggia e poi ci aggraziati dopo, siete rimasti qua con noi. È dovere mio ringraziare tutti i soci indistintamente delle 3 realtà che ogni anno vi regalano Meravigliosamente Jacopo.